E noi siamo oggi qua a Laigueglia perché, come Laigueglia, anche Campo Ligure fa parte dei borghi più belli d'Italia, quindi in occasione della festa patronale qua di San Matteo ogni borgo poi porta un po' il suo prodotto tipico e quindi noi ormai è tanti anni che veniamo, devo dire che è un appuntamento per noi davvero bello a fine estate, allunghiamo un po' l'estate di un weekend per noi. Vero, assolutamente, siete proprio un'eccellenza, quando si parla di eccellenza voi lo siete. Sì, è proprio un artigianato che ha una storia antica, ha origini medio orientali, poi già nel 600 e nel 700 a Genova c'erano tanti laboratori di filigrana e poi da Genova è arrivata a Campo Ligure in un'occasione un po' particolare in seguito a un'epidemia di colera a fine 800. Un artigiano per scappare dal colera è tornato al suo paese natale, il caso ha voluto fosse Campo Ligure e da lì ha preso piede in un modo incredibile fino ad arrivare a più di 30 botteghe in un paesino poi di 3.000 abitanti e quindi da lì Campo Ligure è diventato un po' il centro nazionale di questo artigianato e ancora oggi è conosciuto come il paese della filigrana.